Eccoci rientrati amici, dopo la sigla siamo a Marostica, siamo in Campo Marzio all'interno di questo padiglione dell'ARAV, dell'Associazione Regionale Allevatori. Io do il benvenuto agli ospiti con cui mi trovo, Floriano De Franceschi che è il presidente dell'ARAV, buongiorno presidente, e abbiamo qui un altro presidente, il presidente nazionale della razza bovina rendena. Sono gli esemplari che vediamo proprio qui accanto a noi. Diamo il benvenuto a Giovanni Battista Polla. Cominciamo però dal presidente De Franceschi. Allora, siamo qui a Marostica, questa fiera si chiama Fiera di San Simeone, però qui c'è un'esposizione bovina. Di che razza? Questa è un'esposizione di una razza rendena che è a duplice attitudine come razza. Qui vediamo degli allevatori che hanno portato degli animali e fanno proprio vedere il lavoro delle associazioni in cosa consiste, nel migliorare la genetica e l'efficienza degli animali. Quali sono le caratteristiche di questa razza? Lo chiediamo a lei, presidente. Le caratteristiche di questa razza è una razza a duplice attitudine, è una razza latte e carne, una razza che si adatta benissimo agli alpeggi, una razza molto robusta, molto forte, che ha una media di 7-8 parti, è una delle migliori razze che può essere, che fanno l'alpeggio, perché le nostre vacche per l'alpeggio sono delle migliori, sono come i caprioli. È una razza molto, molto brava, molto longeva, una razza che si chiama, ti viene vicina, una razza molto adatta per l'ambiente. Ecco, ho visto che proprio qui vicino ci sono anche, cosa sono, delle gare addirittura? Sì, qua abbiamo una mostra oggi, una gara regionale, ma abbiamo visto anche i risultati prima. Ci sono qua delle vacche che fanno una gran figura, una gran bella vacca, essere una vacca a duplice attitudine, una vacca molto bella. Ma insomma, penso che sia comunque un grande risultato il fatto di vedere così tanti esemplari, così selezionati, quindi questo è frutto del lavoro, lei diceva appunto, della genetica. Certo, è quello che sostanzialmente ho sostenuto prima, è frutto della genetica. Noi li accompagniamo con una montagna di dati che sono stati raccolti negli anni per poi riuscire a migliorare, a selezionare proprio per rendere gli animali più efficienti, sia dal punto di vista della qualità della produzione che poi arriva sulle tavole di tutti quanti, e sia anche per una miglior gestione da parte dell'allevatore. Il fatto di vedere queste vacche in mostra, in fondo nel centro di una città come Marostica, significa che forse vogliamo un po' avvicinare il mondo della zootecnia al mondo cittadino, insomma? Certo, lo vogliamo, ma sono stato a Cremona in fiera, c'è un settore per i professionisti, per quelli che lavorano qua. Qua invece in mezzo alla gente ci confrontiamo, ma vediamo anche, mettiamo a disposizione di tutti quanti di poter vedere gli animali, avvicinarsi effettivamente all'agricoltura. Sono persone che se vede quanta gente girano qui con ragazzi. Tanti bambini. E in più ho notato in queste 2 sere, sono stato qua anche ieri sera, parecchi giovani che seguono gli allevamenti in questi giorni. Ma i giovani, cosa ci può dire? Ma i giovani possiamo dire che ce n'è diversi che tornano ancora con le vacche. Noi vediamo che su un Trentino ci sono diversi giovani, hanno cominciato a fare anche delle aziende nuove, e dobbiamo dire che anche se danno qualche piccolo contributo per fare le aziende, noi dobbiamo pensare che l'alpeggio e le vacche che vanno in alpeggio, se non c'è ancora i contadini, i giovani, non vediamo più né verde, non vediamo più niente. E quelli che vanno in alpeggio sono quelli che salvano l'ambiente della pianura, perché dove ci sono le vacche in alpeggio non ci sono mai frane, mai smottamenti, funziona tutto con un altro sistema di lavoro. Speriamo che gli allevatori nuovi, quelli giovani, che vengano avanti e che li tengano bene finché ci sono. Grazie al Presidente Polla, grazie al Presidente De Franceschi. Grazie. Come avete sentito, qui a questa mostra bovina ci sono dei concorsi con dei premi. Abbiamo qui la prima classificata, la numero 89, che è di proprietà del signor Bertollo Giuseppe. Lei è di Grisignano di Zocco? Sì.
Allora, una soddisfazione, guardate che bella bestia, miglior mammella e prima in assoluto della categoria. E della mostra. E della mostra, pazzesco. Ma lei da quanto alleva? Razza rendena. Da quando ho finito di allattare dalla mamma. Addirittura. Quindi da sempre, insomma. Da sempre. Da sempre. Quali sono Sono stato esperto di razza per qualche anno e ho sempre allevato rendene, solo rendene. Ha il manto abbastanza folto, mi sembra. Sì, no, ma così è lucido, è importante che ci sia la linea rossa che è caratteristica della razza. Della razza. Come mai lei si è innamorato di questa razza? Perché è sempre avuta da mio papà e dopo da mio papà i miei fratelli e dopo io da solo con i miei figli, con la mia azienda. Ed è una razza anche remunerativa? È remunerativa perché, come vedi, questa è una vacca dai 4 ai 6 anni, è una vacca in piena produzione. Ho un'altra qua, questa qua che è di 12 anni, che ha già partorito 7-8 volte. È una vacca che rende perché non c'è il ciclo continuo di cambio in stalla. Una vacca che resiste in stalla, che produce bene. Quanto latte produce in un giorno, mediamente? Questa sui 35 kg al giorno. Bene. Grazie signor Giuseppe Bertollo, grazie. Chiudiamo qui da Marostica insieme al direttore dell'ARAV, dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, Adriano Toffoli. Allora, direttore, abbiamo visto queste vacche vestite a festa, le abbiamo viste addirittura così ripercorrere un po' le strade di Marostica, abbiamo vissuto un po' la transumanza. Sì, è bellissimo vedere queste vacche che attraversano il centro storico di Marostica, ma soprattutto è bellissimo vedere i cittadini, perché l'obiettivo è quello, sono i cittadini che noi ci interessa coinvolgere attorno alla zootecnia, perché non è conosciuta e poi si rischia di interpretarla male. Come hanno visto oggi, veramente sono dei bellissimi animali, questi sono, è vero, sono scelti, però esiste all'interno anche di questa razza, la razza rendena, esiste la possibilità di avere una razza produttiva come altre e questa tra l'altro è una razza che è anche protetta, quindi e poi fra di loro fanno squadra gli allevatori, ma la squadra che fanno gli allevatori coinvolge anche i cittadini e oggi l'abbiamo visto in questa sfilata. Direttore, vogliamo ricordare ancora una volta il ruolo dell'ARAV come supporto all'allevatore, ai tanti allevatori per esempio che ci sono qui oggi? Noi apparteniamo al sistema allevatori italiano, AIA, e diamo l'assistenza soprattutto nel portare avanti i controlli funzionali, che è un servizio istituzionale che viene aiutato dal Ministero dell'Agricoltura, e questo servizio serve proprio per poter migliorare la qualità e la produttività nelle stalle, la qualità dal lato nel suo insieme, ma soprattutto dal lato anche genetico, perché abbiamo col sistema che abbiamo adottato ha permesso l'Italia, da ultimi che eravamo in genetica, a essere il quarto o quinto posto mondiale e questo è un risultato notevole che aiuta le nostre stalle poi a fare reddito anche, perché altrimenti non saprebbero come arrivare al dunque. Tenete presente che è un problema grosso il prezzo del latte, che adesso è in continuo calo, mentre a noi per noi è in continuo calo, ma al cittadino lo paga come sempre, insomma. Grazie al direttore dell'ARAV, e qui da Marostica è tutto. Adesso diamo la linea ad Andrea Marcato che si trova a Verona per parlarvi di Soave.